Benvenuti e buona salute a tutti. Ormai questa frase starà sempre con me e con voi. E allora, la scorsa puntata, allo speciale medicina, abbiamo parlato di una ghiandola, abbiamo parlato di questa piccola formazione tanto importante negli uomini. Ecco, perché questa ghiandola, oltre che far maschio l'uomo, ecco, rende anche possibile nei confronti della sessualità la possibilità di avere rapporti senza alcun problema. Stiamo parlando della prostata, una ghiandola che si trova sotto la vescica, davanti al retto, e che per essere studiata, attenzionata, necessita di un'esplorazione rettale con il dito. Ecco, questo è il problema che molti uomini non riescono ad affrontare facilmente, però è pur vero che questa ghiandola va incontro a delle patologie spesso severe come i carcinomi e che l'unica possibilità di studiarla, oltre l'ecografia, oltre la risonanza magnetica, insomma ci sono degli accorgimenti strumentali che possano in qualche modo intravedere quello che può nascere nel contesto della prostata, ma è pur vero che prima di arrivare alle indagini strumentali bisogna fare una visita clinica. La prostata è il segno, il sintomo caratteristico che può anche essere presente nel giovane e non soltanto nel soggetto adulto, è il problema a fare pipì. Perché la pipì, cosa succede? Una volta che la prostata è ingrossata e molto spesso si tratta di fibromi e il fibroma nella prostata cresce all'interno, al centro di questa ghiandola. Quindi che cosa fa? Ostruisce il passaggio dell'urina attraverso quel canale che porta dalla vescica l'urina verso l'esterno. Quindi il cervello riceve questi segnali dalla vescica e la vescica dice al cervello: io non ce la faccio più a contenere l'urina. Come si fa? Allora il cervello fa svegliare il soggetto, molto spesso di notte. Infatti in Inghilterra vi è un'alta incidenza di frattura del femore negli anziani proprio perché c'è questa necessità di alzarsi di notte per andare ad urinare, ma l'urina ha difficoltà ad uscire, poche gocce, e questo sia per il fibroma dentro la prostata, sia a volte per il carcinoma che può essere lì presente al posto del fibroma, e nei giovani per un'infiammazione. E allora qual è il messaggio che vi deve arrivare? Abbiamo detto che il pudore non ha più motivo di esistere nel terzo millennio, dobbiamo controllarci tutti e soprattutto i maschi, anche perché la prostata, che è una ghiandola che subisce l'influenza ormonale, in questo qual caso degli ormoni androgeni, cioè del testosterone, gli ormoni maschili, è un organo che funziona nel maschio, anche a 80-90 anni, ricordiamocelo, Charlie Chaplin ha concepito figli all'età di 85 anni, perché la prostata interviene anche in quello che è il meccanismo di produzione del liquido seminale. E allora che si deve fare? Si deve fare la visita, e soprattutto quei giovani che hanno un parente che ha avuto il problema alla prostata come carcinoma, che sia stato il nonno, che sia stato il padre. A quel punto il controllo dovrebbe avvenire a 40 anni. Il controllo attraverso l'esplorazione rettale e il dosaggio del PSA ogni anno, mentre negli uomini che non hanno trascorsi parentali in tal senso dovrebbero fare la visita prostatica ogni anno e allo stesso anno fare il dosaggio di questo enzima che si chiama PSA. Quindi mi raccomando che il messaggio arrivi dentro le vostre case e che il nostro modo di fare prevenzione possa essere davvero efficace. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Con me oggi il professore Carmelo Sciumè, direttore della chirurgia generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma anche direttore di interim presso l'ospedale di Sciacca e anche professore associato di chirurgia generale presso l'Università di Medicina e Chirurgia al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Benvenuto. E accanto al professore Sciumè la dottoressa Anna Contrino, dirigente medico presso l'RSA Salvatore Nicastro di Casteltermini, e benvenuta anche a lei, dottoressa. E allora, professore Sciumè,
Oggi un argomento di cui spesso parliamo, ma che dobbiamo sempre tirare in ballo, perché ora lei ci dirà le casistiche, le incidenze, no? Che riguardano questa grave patologia. Però, visto che concludo con uno screening che in realtà per la prostata non esiste, dovrebbero, diciamo, volontariamente gli uomini affidarsi al proprio medico urologo ed effettuare l'esplorazione rettale, lo screening esiste invece nei confronti di questo tumore. A quanto pare in Inghilterra l'età la stanno portando anche a 40 anni nei confronti del carcinoma del colon retto. Prego. Buonasera, grazie dell'invito. Già abbiamo fatto diversi congressi sul screening del cancro del colon retto, il quale colpisce ogni anno più di 53.000 persone di ambedue i sessi e che dà una mortalità piuttosto alta. Ho portato qualche dato e infatti il cancro del colon retto è il secondo tumore in cui si muore in Italia. Il primo è la mammella, il secondo è il cancro del colon retto e il terzo è il polmone e il quarto è la prostata. Considerando che la prostata colpisce solo il sesso maschile, mentre la mammella, diciamo, il 99% colpisce il sesso femminile, l'1% quello maschile. Ora, questo è un tumore che, a differenza degli altri tumori, è prevedibile e prevenibile. Ah, è prevedibile e prevenibile. È prevenibile. Perché ci sono, diciamo, la stragrande maggioranza sono i tumori sporadici, però abbiamo notato che i parenti di primo grado affetti da cancro del colon retto devono essere quelli più attenzionati, perché si è visto che è a penetranza familiare. Ma ci sono anche delle ereditarietà, come la FAP, cioè la FAP significa adenomatosi multipla familiare, in cui, che è un'alterazione del cromosoma 5, in cui si hanno più di 100 polipi nell'intestino e che la sorte di questi polipi è quella fatale del cancro. Ma scusi, professore Schumer, 100 polipi in questa neoplasia benigna di tipo familiare significa indagare uno per uno ogni polipo? Sappiamo di certo che la storia naturale di questi poveri pazienti è quella che si faranno un cancro del colon. Per cui è sicuro questo, perché nel più del 95% dei cancri del colon quest'ultimo trae origine dal polipo. E quello che ci ha dato, diciamo, dal punto di vista della ricerca, maggiori informazioni sono stati proprio questi pazienti, in cui si è visto che il polipo nasce come formazione sì adenomatosa, ma benigna. Per cui nel corso degli anni, per un periodo che varia a secondo di alcuni parametri, che può andare da 5 a 15 anni, e da questo momento lo possiamo chiamare dual time, cioè sì, oggi nasce, domani è cancro, varia da 5 a 15 anni circa. Per cui se io faccio una coloscopia in tempo e trovo una formazione polipoide e la tolgo, questa non potrà mai diventare adulta, non potrà mai diventare. Per cui il nostro obiettivo oggi con lo screening, grazie alla nostra ASP e principalmente il dottore Gaetano Geraci, che è andato in pensione merito alla sua professionalità, e alla dottoressa Bosco, Gina Bosco, sì, nuovo direttore dell'epidemiologia. Nuovo direttore, sì, era compagna mia di scuola, quindi la conosco molto bene, e Angela Matina, che stanno portando avanti questo screening. E da poco, ve lo voglio mostrare, perché è una nostra, come dire, un fiore all'occhiello, certo, hanno hanno redatto questo libro, che è il registro dei tumori della provincia di Agrigento. Vi voglio portare solo dei dati in cui
Il tumore nel periodo 2011-2013 nella sola provincia di Agrigento sono 937 nuovi casi per l'uomo e la donna, 520 nei maschi e 417 nelle femmine, quindi si equivalgono. Questo registro è stato fatto grazie a queste professionalità ed era l'ultima provincia in cui non c'era il registro dei tumori. Adesso avremo anche tutti i dati, perché noi i dati poi li confronteremo a 5 anni dalla sua nascita. So che ci stanno lavorando ci tantissimo. stanno lavorando. La dottoressa Bosco si è impegnata insieme agli altri colleghi a portare avanti questo studio, che non è uno studio indifferente. Stanno portando avanti questa perché vogliamo essere al pari sì, di tutti i registri tumori nazionali e europei, quantomeno. Aspetti, allora, professor Sciumè, le volevo dire una cosa importante, poi magari ci ritorniamo. Esistono nei confronti del tumore del colon retto due tipi di prevenzione, no? Allora, lei sta parlando della prevenzione secondaria attraverso lo screening, perché poi in realtà noi dovremmo far capo il più delle volte alla prevenzione primaria, che a quanto pare funziona pochino e riguarda la dieta, riguarda l'introduzione insomma di acqua, dobbiamo aiutarlo questo intestino, però ci sono persone che malgrado attenzionino la dieta, evitando tutto ciò che di eccessivamente chimico e sofisticato ci possa essere, quindi la nostra dieta mediterranea, cercando di utilizzare quel tipo di prodotto e non l'altro, fanno il cancro del colon retto. Ecco, noi non ci stiamo capendo più niente. Bisogna parlare in termini di percentuali assolute. Sì. Quello che le posso dire è questo, che in alcuni continenti, per esempio quello africano, il cancro del colon retto è poco presente. Come sono presenti pochissimo i diverticoli, così anche i polipi. Qualcuno potrebbe fare la battutaccia, ci sono zone dell'Africa dove non riescono a mangiare, sì, e forse però, questo, dovremmo dare ragione ai vegani, quello che mangiano molte fibre. E allora la prevenzione primaria è di difficile attuazione, è di difficile valutazione, perché diciamo che la crescita di un tumore dipende da diversi fattori. Il primo è l'ambiente, secondo, ma non secondo di importanza, ma per definizione, è la genetica. La genetica sta dappertutto. Ambiente e genetica, tanto sì, è vero che hanno fatto degli studi sui gemelli monoovulari, monozigoti, sì, in cui uno dei due è nato e vissuto nel paese d'origine e l'altro è andato negli Stati Uniti, nella popolazione occidentale. Si è visto che in questo subgruppo di pazienti il gemello che assumeva la vita, la dieta del paese occidentale aveva più probabilità di fare un cancro anche da un punto di vista epidemiologico. Quindi abbiamo la genetica e abbiamo l'ambiente, abbiamo quindi la dieta, tuttavia ci sono alcuni dati inconfutabili, che le persone che assumono fibre, bevono molta acqua, fanno movimento, quindi palestra, piscina, bicicletta, hanno meno probabilità di fare un tumore. Quindi perché sono ricche di vitamine, la vitamina A, la vitamina C, sì, la vitamina E. E poi si è visto nel subgruppo dei pazienti che per altri motivi, per esempio cardiaci, bypass, continuano a prendere anche in età giovanile la cardioaspirina, l'aspirina, sì, si è visto che questo farmaco in qualche modo aiuta alla prevenzione del cancro del colon retto. Davvero? Questo non significa che adesso ci certo, aspirinizziamo tutti, certo, però se c'è l'indicazione a prenderla, allora è benefica per il tumore. Quindi due associazioni, genetica e vita ambientale, che non sedentaria, la vita non sedentaria, questa è importantissima in tutti i tipi di patologie, non solo nei confronti del tumore del colon retto, però effettivamente la dieta ad un certo punto, per quanto noi possiamo rispettarla,
bisticcia con l'età che avanza, perché noi leggiamo che gli scienziati hanno trovato come gli agrumi possano prevenire il cancro sia dello stomaco che dell'intestino, e come alcuni cibi particolari possano prevenire il cancro dell'intestino, il latte. Però ad una certa età il latte non lo puoi prendere perché, e comunque lo dicono in tanti, i fattori di crescita promuovono altri tumori, oppure il latte ad un certo punto l'individuo adulto non lo digerisce più, infatti anche gli animali ad un certo punto il latte non è più l'alimento per sopravvivere. Poi gli agrumi e il reflusso gastrico e poi magari c'è pure l'ulcera, insomma diciamo che facciamo un po' a bisticcio, non sappiamo più come comportarci con la dieta. Abbiamo in qualche modo abbozzato la prevenzione primitiva. Sì. Adesso volevo parlarle semplicemente della prevenzione secondaria. Secondaria, quella è importante. Lo screening è composto di 3 momenti. Sì. Il primo momento è quello che diciamo, il direttore dello screening invia le lettere per far sì che il paziente si sottopone a un semplice esame e la ricerca del sangue occulto nelle feci. Questo si chiama di primo livello, sì, che lo possono prendere gratuitamente in qualunque posto, in ospedale, nelle farmacie. Nelle farmacie dedicate allo screening, ovviamente, ma quasi giusto? hanno aderito moltissimo. Ah, bene. Per ora è dedicato ai pazienti che hanno superato i 50 anni, ma giustamente diceva lei che nel Regno Unito stanno cominciando a ridurre l'età. Sì. E spero che anche il Ministero raccolga questa nostra... 45 anni, 45 insomma, anni. sì. Principalmente per i familiari dei pazienti di primo grado che sono stati operati di cancro del colon retto. Sì. Andiamo adesso cosa succede dopo la raccolta. Se un paziente risulta positivo alla ricerca del sangue occulto nelle feci, viene convocato da noi per essere messo in programma per la colonoscopia. Colonoscopia che è totale, in assoluta mancanza di dolore, non si sente niente perché facciamo una sedazione cosiddetta profonda, anzi addirittura i pazienti sognano in quel momento. Forse è più fastidiosa la preparazione. La preparazione, volevo spendere 2 parole. Adesso abbiamo il cosiddetto volume basso, low volume si chiama. Sì. Cioè questo volume basso non è più quella di 4 litri, ma adesso abbiamo quella di 2 litri e addirittura da qualche mese abbiamo quella di 1 litro. Evidentemente deve stare 4-5 giorni a non mangiare frutta e verdura, diciamo le scorie. Sì. E poi un mezzo litro o 1 litro viene preso la sera, 1 litro viene preso al mattino prima dell'esame e poi si fa 1 litro e mezzo, quindi. 1 litro. No, C'è mezzo litro. Mezzo litro più mezzo litro. Ah, ecco, e più mezzo litro di acqua semplice. Sì, sì. E quindi in totale... È più fattibile perché acqua semplice era di bottiglia. Sì, dico, sì, ecco, sì. ecco. Quindi la preparazione adesso non è più drammatica come si faceva qualche anno fa, adesso è più semplice. Che fatto bene a ricordarlo perché è una delle cose che il paziente teme di più della coloscopia, perché sa che da noi non si sente niente, completamente. Ma professor Cima, perché psicologicamente si blocca la voglia di bere, non ce la fai neanche con una goccia. Addirittura ci sono persone che vomitano pure. Esatto. Per cui invito per esempio le persone che stanno ascoltando che dovessero avere questa sensazione di fastidiosa, di nausea e conati di vomito, di chiamarci, perché noi siamo sempre a disposizione. Faremo somministrare una fiala di Plasel che diciamo, è un antivomito e possono continuare per evitare poi di venire sporchi, non si può fare la coloscopia, certo. Non si vede niente, per cui ricordiamoci che il paziente in screening è un paziente che non ha nulla, non ha alcun sintomo. Noi scopriamo il sangue occulto nelle feci, quindi è una coloscopia un po' particolare. Perché se già io so che il paziente ha dei problemi, mi trovo nelle condizioni di immaginare quello che... Ma noi stiamo parlando di un paziente che è assolutamente asintomatico. Per cui quando faremo la coloscopia deve essere ben preparato perché dobbiamo esplorare ogni centimetro quadrato del colon. E vi ricordo che il colon in un uomo e in una donna è lungo circa 1,80 m, più o meno 10 centimetri.
per cui vanno esplorati sistematicamente, perché non è la bravura dell'endoscopista di trovare un cancro grosso così, grosso di 10 centimetri, ma è quello di andare a scoprire il polipo di pochi millimetri. Per cui oggi l'industria ci fornisce dei coloscopi che, cambiando il tipo di colore della luce, che questa è una luce bianca, diventa monocromatica, blu, si chiama una luce che ci permette di evidenziare qualunque alterazione della mucosa. E addirittura stanno uscendo ora dei coloscopi che ci permette anche di ingrandire sino a 100.000 volte, per cui potremmo fare una cosiddetta endoscopia con istologia. Ora, se noi riscontriamo un polipo, se è inferiore a 10 mm, 12 mm, lo togliamo seduta stante. Non deve venire una seconda volta. Quindi è curativa la coloscopia? Quindi è diagnostica e curativa per i polipi inferiori a 12-13 mm. Se invece troviamo un polipo più grosso, e allora è il caso che lo valutiamo meglio, facciamo gli esami di sangue, facciamo l'elettrocardiogramma, perché potrebbe essere una procedura un po' più lunga. E allora, questo viene chiamato di secondo livello. Andiamo ora al terzo livello. Sì. Che cos'è il terzo livello? Il terzo livello è sia endoscopico che chirurgico. L'unità operativa che io dirigo è unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia. Per cui se noi dovessimo trovare un polipo più grosso o addirittura all'esame istologico della lesione dovesse risultare già un carcinoma, allora se è carcinoma lo portiamo direttamente in sala operatoria e faremo l'intervento per via laparoscopica, cioè con i 4 buchetti, come si fa una colecistectomia. Quindi meno invasivo del solito. Meno invasivo, sì, certo. Assolutamente meno invasivo per questi poveri pazienti che hanno necessità. Quindi quando noi faremo, questa è la chirurgia, ma abbiamo una cosiddetta chirurgia endoscopica per i polipi che vanno da 2 a 3 cm, 3 cm e mezzo, perché già superando 4 cm c'è direttamente l'indicazione all'intervento chirurgico, ma nella via di mezzo, tra 1,5 centimetri e 4 cm, abbiamo delle tecniche un po' particolari, 2 le abbiamo fatte stamattina, che togliamo il polipo integralmente, anche se è più grosso, e lo mandiamo a esaminare. Se noi, l'anatomopatologo, ci dice che i margini di resezione, sia lateralmente che in profondità, sono indenni, e allora noi abbiamo già fatto tipo un intervento chirurgico senza bisturi. Se malauguratamente quello che abbiamo tolto, i bordi, sono già carcinomatosi o in profondità è già un carcinoma, allora abbiamo fatto una diagnosi precisa e portiamo l'ammalato in sala operatoria. Professore Sciumè, a sentirla parlare così, ecco, uno sa cosa penso? Che veramente, cioè, è giusto fare la coloscopia, nel senso dovremmo veramente tutti controllare. Quello che io mi cruccio è quando devo dire a un paziente: ma perché sei arrivato così tardi? Perché 5 anni fa questo cancro era un polipo. Se io ti tolgo il polipo è come se avessi fatto una resezione colica a 5 anni, a 10 anni, 15 anni. E per fortuna molte persone adesso, noi abbiamo delle liste che cerchiamo perché la nostra ASP, con innanzitutto il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, la dottoressa Bosco che abbiamo parlato prima, ci hanno fornito, oltre allo strumentario, che è veramente eccezionale, noi abbiamo 3 sale e abbiamo 4 endoscopisti, di cui tutte e 4 fanno coloscopia per lo screening, ma 2 sono dedicati. Quindi... Cioè noi abbiamo 2 persone dedicate a fare le colonoscopie. Poi quando ci sono le cose più gravi intervengo io per gli interventi chirurgici o il terzo livello di chirurgia endoscopica. Ma quello che ne abbiamo 2 ad Agrigento dedicati, 1 a Sciacca dedicato solo per lo screening, perché il Ministero e quindi anche il nostro assessorato ha dato come obiettivo principe lo screening principalmente del cancro del colon retto, e noi questo obiettivo siamo onorati e
lo porteremo a termine, perché da quando ero ragazzo, cioè ragazzo appena laureato, mi sono dedicato al colon retto, all'epoca c'era la Foncad, e da allora non ho mai smesso, specialmente ora che abbiamo strumenti eccezionali, perché prima avevamo strumenti pionieristici, eravamo dei pionieri, ora invece siamo dei professionisti e questa professionalità la mettiamo a disposizione dell'intera popolazione. Quando c'è la passione e questo forte senso di umanizzazione come ce l'ha lei, allora sì, uno veramente poi si avvicina un po' di più alla scienza medica, perché quello che manca a molti che fanno parte dell'utenza e molti che sono pazienti è questo contatto umano fra medico e se stessi, perché hanno paura, non si sentono coccolati, non si sentono attenzionati. Lei addirittura una volta ci ha detto, e credo che la mantenga questa cosa, che dopo la coloscopia il paziente va in una saletta dove c'è anche la musica. Sì, allora abbiamo questa saletta che dopo che sono stato un po' di tempo all'estero e ho detto quello che fanno qua devo fare io ad Agrigento. Infatti abbiamo una saletta dedicata con 4 posti letto dove il paziente finisce, dopo che finisce di fare l'esame, viene trasportato in questa sala che viene chiamata recovery room o sleeping room, cioè stanza del riposo, con il parente accanto, perché quando uno si sveglia ha bisogno di una persona col viso conosciuto. E quindi questo fattore anche non questo bisogna, è importante. perché non stiamo parlando di malati, stiamo parlando di una persona che abbiamo invitato a venirsi a fare una coloscopia e non ha alcun sintomo. Questo, per cui si sveglia con un parente che ha la sua amicizia, può essere un amico, può essere un fratello, può essere chiunque, marito, moglie e via di seguito. Sempre monitorizzato. Io ho fatto in modo tale che c'è anche un po' di musica bella musica classica per rilassarli un poco. Solo quando si svegliano completamente si toglie l'aghetto, li salutiamo e poi ci rivediamo se c'è bisogno dell'esame istologico o meno. Ma volevo dirle una cosa che è importantissima, che il team dello screening non finisce qua con noi, anzi parte integrante, fondamentale, sono 3 entità. La prima, oltre a noi, è l'oncologia. La seconda è la radioterapia. Il radioterapista, il dottore Bono qua da noi. Michele Bono, sì. Michele Bono, il dottore Alfredo, l'oncologo. E Butera, Dottore Alfredo Butera. Direttore dell'oncologia di Agrigento. E poi anche il medico nucleare. Per quanto riguarda l'attacco PET. Dottore Garufo. Dottore Garufo. Quindi questo team multidisciplinare in cui ultimamente abbiamo fatto un congresso è estremamente importante perché a differenza del colon, il retto, cioè quello che va dall'ano a 15 cm, ha bisogno di una cura particolare, che ha bisogno di queste specialità. L'endoscopista, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista e il medico nucleare che abbiamo nominato poco prima. Quindi non c'è bisogno, e ad Agrigento ci sono tutte queste professionalità che quando c'è un cancro del retto si riuniscono e dicono qual è il migliore trattamento, parlando col parente, con il paziente e i parenti. Perché ci sono per esempio i cancri del retto medio che necessitano una terapia con radioterapia sia oncologica che radioterapia prima dell'intervento, di modo tale che si rimpicciolisce il tumore e potremmo ancora salvare lo sfintere anale, perché altrimenti questi poveretti vanno incontro a una stomia permanente. Per cui se noi diciamo oltre la stomia cos'è? È l'ano preternaturale così? Sì, oltre alla radicalità oncologica, cioè togliamo tutto, assicuriamo una buona qualità di vita, noi abbiamo chiuso un cerchio. È vero, professore. Perché la stomia è quella che volgarmente si chiama sacchetto, cioè è uno stoma, cioè una fuoriuscita delle feci che non è dall'ano naturale ma è preternaturale, che si vive normalmente per carità, però è sempre una situazione di accomodo. Ma anche psicologicamente può essere anche una situazione di necessità. Per cui diciamo il il nostro obiettivo è quello di curare e contemporaneamente associare alla chirurgia radicale, associare una buona qualità della vita. Professore Sciumè, quali sono i sintomi del tumore del colon retto? Allora,
Abbiamo detto poco fa che quando noi chiamiamo questi pazienti di solito sono asintomatici, cioè senza sintomi. Nello screening. Nello screening. Ma di solito quando, per esempio in quei 53.000 casi che le ho detto che ci sono ogni anno, il 25%, che è una cifra spaventosa, 25% di questi pazienti vengono per la prima volta in occlusione intestinale, cioè una assenza di transito di materiale liquido, solido e gassoso. Cioè, in poche parole, l'occlusione intestinale è qualcosa di veramente brutto, perché si distende l'addome, il paziente non può più andare in bagno, atto grande, non può più ad evacuare, né neanche a fare gas, per cui il transito è bloccato e quindi quando è così si ha uno squilibrio importante idroelettrolitico perché non abbiamo la possibilità di assorbimento e allora il paziente necessita di un intervento d'urgenza. Oppure abbiamo qua un altro metodo che è quello cosiddetto bridge to surgery, cioè ponte per la chirurgia. Mettiamo una protesi perché già di per sé andare a operare un paziente in occlusione intestinale è un alto fattore di rischio per la mortalità. Per cui noi dovremmo portare questo paziente in sala operatoria nelle migliori condizioni possibili. Quindi in un primo momento io ti libero dall'occlusione. Quando dopo 5, 6, 7 giorni l'intestino non è più imbibito, non è più edematoso, mi assicura che posso fare l'intervento, allora lo opero. E la mortalità scende al 2-3% contro il 20%. Vertiginosamente, direi. Vertiginosamente. Ma Quindi, professore Sciumè, questo è il sintomo della complicanza del carcinoma del colon retto, ma ci sono altri sintomi sì, premonitori i sintomi in qualche modo? sono principalmente due, perché noi dobbiamo considerare il colon come due entità, quello di destra e quello di sinistra. Sì. In quello di destra i sintomi principali è quello che è l'anemia. Il paziente comincia a salire le scale e si affatica, dice, ma perché io sino a poco tempo fa salivo e non avevo nessun affanno e adesso comincio ad avere... Tachicardia, insonnia, si fa un semplice esame di sangue perché comincia ad essere un po' più pallido sì. E si vede che l'emoglobina, che normalmente varia da 12 a 14 grammi, vede che è 8, 9, 10. Quindi questo è un sintomo di allarme per i tumori del colon destro. Sì. Che essendo che deve percorrere un po' di sangue, deve percorrere diciamo circa 1,50 m, 1,70 m, e allora specialmente se sono anche un po' stitici i pazienti di natura, cosa succede? Che il sangue si mescola alle feci e non si vede. Mentre se il paziente ha un tumore vicino all'ano, allora il percorso da fare è molto breve, per cui si ha un sanguinamento. Questo sanguinamento può essere di sangue rosso vivo oppure può essere di sangue un poco più scuro. Se è sangue rosso vivo, allora vuol dire che è molto vicino all'ano. Se è invece sangue un po' più scuro, vuol dire che è a 10, 15 cm, 20 cm dall'ano. E qua subentra ora una cosa che mi sta molto a cuore, e che è quella della cosiddetta rettorragia. Cioè rettorragia significa perdita di sangue dal retto. La patologia più frequente non è il cancro, sono le emorroidi. Ma c'è correlazione tra patologia emorroidaria e ragadi? Cancro? Non ce n'è correlazione, però ci tira in inganno, perché siccome la gran parte delle popolazioni superando i 40-50 anni, specialmente il sesso femminile, che andando incontro a gravidanze ripetute si ha il plesso emorroidario che si inturgidisce e comincia a dare sanguinamento. Per cui in questi casi, quando c'è un po' di sanguinamento, per favore, rivolgetevi a uno specialista, perché io e altri miei colleghi abbiamo visto con rammarico che dei cancri che hanno dato origine al sanguinamento sono stati trattati per emorroidi. E non lo erano. E c'erano pure le emorroidi, ma noi ormai le emorroidi non le consideriamo più. Perché le emorroidi sono così frequenti, per cui quando c'è un po' di sanguinamento, ve lo chiedo per favore, dovete venire a farvi una visita. Lei ha detto poco fa una visita rettale, sia per la prostata, ma nel retto, considerate che nel retto, quindi significa 20% dei tumori di tutto il colon, sono a portata di dito.
Cioè se uno fa un'esplorazione rettale, trova il tumore. Questo è importantissimo Quindi come messaggio. il sintomo principe a destra è l'anemia, a sinistra è il sanguinamento. A sinistra il sanguinamento, ma sanguinamento come? Protratto, cioè o solo dopo la defecazione? Il sanguinamento è, come dire, quello che io chiamo il regalo che il tumore fa alla persona. Cioè ti sto dicendo ci sono? Ti sta dicendo, guarda, mettiti in allarme, Sì. perché c'è qualcosa che sa, ma disgraziatamente non sanguinano così frequentemente. Ripeto, sanguinano di più le patologie benigne che quelle maligne. E del resto, professore Sciuma, il tumore, anche quello della mammella, il più delle volte non fa male. Non va male. Non fa male. E c'è. Ecco, non fa male, c'è. Quello della prostata non fa male, Esatto. però il paziente, come ha detto poco fa, quando cerca di urinare ha Sì, difficoltà sì. e quindi già il primo comincia ad avere dolore alle ossa perché è un tumore osteofilo. Questo di qua comincia poi, quando arrivano da me che c'è un tumore di 10 centimetri con metastasi epatiche, cosa ci dobbiamo fare a questi poveri pazienti? Possiamo solo fare quello che è possibile fare, ma il nostro obiettivo, il mio obiettivo principale è quello di scoprire il tumore in una fase assolutamente precoce e preferibilmente quando è ancora in fase di polipo. Questo, allora, professor Sciuma, purtroppo il colon, così come ormai lo stomaco, è un organo che subisce veramente tanto durante il processo nostro di crescita e ad un certo punto, siccome siamo un po' tutti presi da una vita frenetica, cioè l'intestino come è definito sui libri di medicina? Come il secondo cervello. Anche lì non ci si capisce niente con la sintomatologia perché risente di tutte le nostre emozioni negative, positive, del nostro vivere la vita ogni giorno, il problema dei figli che ritardano, degli attentati, insomma soprattutto nelle donne. Quindi diciamo che l'unica possibilità di prevenire patologie così severe è davvero la prevenzione, non c'è altro che fare, cioè perché non ci capiamo nulla con la perché sintomatologia. Quando dà segni di sé vuol dire che è in una fase avanzata. È questo. Quando dà segni di sé vuol dire che è in una fase avanzata. E a differenza dello stomaco, come correttamente ha detto lei, lo stomaco risente molto dall'alimentazione, diciamo, della povera gente. Infatti è chiamato il tumore della povera gente, della gente meno abbiente, in tutti i paesi al mondo. Ma il tumore dello stomaco? Il tumore dello stomaco, sì. Sì. Il tumore dello stomaco è in discesa, è in calo. Prima c'era il 18%, il 15%, adesso siamo tra il 9 e il 10% nelle nostre latitudini, perché è migliorata l'alimentazione dopo la guerra, quindi siccome l'onda è lunga, ma nel cancro del colon retto purtroppo cosa succede? Che oggi non si mangia più come si mangiava prima, verdure, spinaci, per cui diciamo che una delle cause è quella della mancanza delle scorie. Sì, lei ha detto bene perché è cambiata l'alimentazione dalla guerra ad oggi, anche se fu nel periodo di guerra che i tedeschi cominciarono a conoscere la dieta mediterranea, che poi fu un'esigenza di povertà, la dieta mediterranea. Il problema è che oggi però alcuni tumori insorgono perché, e soprattutto nella gente, come dice lei, che fa parte dei ceti meno abbienti, perché non si hanno i soldi per comprare il pesce, per comprare la stessa carne, perché la vita ormai è diventata cara sotto ogni punto di vista. Diciamo che c'è un pro, un contro, un ping pong, professore Sciumè, perché poi alla fine lei dice i tumori dello stomaco sono diminuiti, probabilmente perché adesso la gente, anche non celiaca, e la malattia celiaca riguarda l'intestino, non lo stomaco, però introduce la farina senza il glutine, adesso nei supermercati si trova di tutto senza glutine, senza insomma tutto quello, in questo momento non mi viene quello che c'era nella Nutella, insomma le nocciole. No, le nocciole, l'olio di palma, ecco, l'olio di palma, sì. Adesso si sta attenti a cercare tutto quello che non contiene ciò che è stato divulgato come nocivo. Una parentesi, si è visto che le noccioline sono, diciamo, fautori positivi per la prevenzione del cancro del colon retto. Che vuol dire, professore Sciumè? Le noccioline, quelle dell'aperitivo? La nocciolina, specialmente quella che ha la pellicina, quella marroncina, questa è molto efficace nella prevenzione.
del cancro del colon retto. Quindi, ma le noccioline, queste tonde, Queste tonde. come le noci, Sì, invece due noci la mattina. noi cosa facciamo in quelle noccioline? Ci togliamo la pellicina. Sì, ed è sbagliato. È più gustosa senza la pellicina, però quella è quella che favorisce, diciamo, positivamente la prevenzione. Un posto sul podio ce l'hanno anche le mandorle e le noci. Le mandorle sono proprio... Il problema è il medico cosa deve consigliare per fare prevenzione e mangiare le mandorle che fanno bene su tante cose che non sto a dire perché sono veramente... È salute mangiare la mandorla, però non più di 8, per esempio perché sono ingrassi, c'è anche quella. Come i semi di lino. I semi di lino, specialmente nei pazienti che le donne li conosciamo per i capelli, di stitichezza, un paio di cucchiai al giorno di semi di lino rende l'intestino pulito. Si figuri che in gergo viene chiamata la scopa dell'intestino. Addirittura, ecco. I semi di lino. Non si smette mai di imparare, però non so sui semi di lino, però sulle mandorle, sulle noci purtroppo sì. Non si può abusare. Hanno effetti diversi, perché le mandorle hanno un effetto di antiossidanti perché agiscono contro, diciamo, i perossidi che produce il nostro corpo. Esatto. Ma del resto le cellule lavorano, devono fare le molliche, come si dice? I semi di lino funzionano da un punto di vista dell'evacuazione, perché un possibile cancerogeno che sta dentro il nostro colon 15 giorni, perché ci sono persone che vanno in bagno 2 volte al mese, una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni. Una volta alla settimana sì, ma 2 volte al mese? 2 volte al mese, glielo dico io, perché ne vedo tanti. E se un potenziale cancerogeno che dura nell'intestino 24 ore, è breve il tempo. Se invece nell'intestino dura 24 ore moltiplicato per 10, significa 240 ore. Quindi un possibile cancerogeno a contatto con la mucosa potrebbe causare la formazione del polipo. Questa è la teoria di Burkitt. Allora io le dico l'altra teoria, quella della gente comune, che a volte allora possiamo dire quando qualcuno mangia qualcosa per cui l'intestino in qualche modo si risente e ha subito delle scariche diarroiche, che ben vengano, perché vuol dire che il suo intestino si sta liberando, è un fai da te, si salva da solo. Là ci sarebbe di discutere ancora. Professore Sciumè, e intanto quando qualcosa nel nostro intestino non la riconosce idonea e la butta fuori, vuol dire che vabbè, c'è purtroppo il lato negativo della diarrea, ma che ben venga in certi casi. E allora, professore Sciumè, possiamo concludere dicendo che nei confronti di questo tipo di patologie tumorali a carico del nostro intestino poco c'è da dire alla fine, da fare, bisogna soltanto mantenere quello che è il concetto della prevenzione. Della prevenzione, perché purtroppo su 100 persone, e questa è una cosa che veramente duole il cuore, che arrivano agli esami sangue occulto positivo, addirittura quando ci arriva la lettera non vanno a ritirare neanche il sangue occulto, la provetta per il sangue occulto. In quelli che la ritirano e risulta positivo, soltanto un 30% viene a farsi l'esame. È bassissima, e questo è una cosa che duole il cuore. Perché voi avete salvato la vita, ne avete trovati di cancro in molti che hanno fatto lo screening, mentre lo so. Per esempio nei posti in cui, diciamo, ormai è assodato, che fanno lo screening da molti anni, l'adesione, si chiama così, l'adesione supera ben il 50%, cioè 1 su 2, già è un buon. Ci sono addirittura dei posti nel Nord Italia che si arriva all'80%. 80% di adesione? Di adesione significa che il paziente va a ritirare il sangue occulto, è positivo, l'80% di questi positivi si fanno la coloscopia. Tant'è vero che il nostro direttore generale ci ha messo in bando 6 posti di endoscopia, 3 per l'ospedale di Agrigento e 3 per l'ospedale di Sciacca. Che ben venga. Al fine che si ha un numero di coloscopie ogni settimana tra 70 e 80 la settimana. 70-80 la settimana, considera che ci sono 52 settimane, 8 per 5 40 significa fare almeno 4.000 esami. Grazie professore Sciumè, è stato molto importante quello che ci ha detto. Io e la dottoressa Contrino, ora alla fine della trasmissione, prendiamo l'appuntamento per fare la coloscopia
no, è la prevenzione, mi sembra giusto. Ci siamo tutte e due, insomma, con l'età per poterla fare. Direi. Mi sembra anche corretto. Del resto, quando io lo sento, quando io lo ascolto, quando parla, e da un lato mi spavento perché capisco che quello che dice è importante, cioè noi ci nascondiamo dietro il dito, e dall'altro mi invoglia allo stesso tempo a partecipare agli screening, a partecipare al controllo di quello che è la nostra salute e la nostra vita, perché voi salvate la vita, professor Sciumè. E questo è un I dato pazienti di fatto. dello screening, l'ultima cosa e poi non parlo più, e hanno un percorso, diciamo, preferenziale già prestabilito. Non devono aspettare moltissimo per fare la coloscopia, altrimenti l'obiettivo... Questo è importante, perché all'inizio c'erano, insomma, un po' le attese, come del resto in tutta la sanità italiana. Hanno un percorso prestabilito, e poi, come ho detto prima, abbiamo già 2 coloscopisti che sono dedicati a fare solo screening. Bene, grazie ancora, e allora cambiamo argomento. Con la dottoressa Anna Contrino parliamo un po' di quelli che sono i deficit cognitivi nella persona e che portano l'individuo, adesso che l'età biologica si è allungata di 10 anni, ad una cronicità, ad una disabilità alle volte davvero inaccettabile, anche e soprattutto per il familiare del paziente affetto. E parliamo di, dottoressa, di demenze. Vogliamo un po' capire cosa sono queste demenze. Oggi si possono definire la malattia del secolo. È un capitolo abbastanza grosso, all'interno del quale poi troviamo i sottoparagrafi a secondo dell'area cerebrale colpita, per cui avremo la demenza a corpi di Levi, avremo una demenza di natura vascolare che si caratterizza proprio per il fatto che il paziente ha dei momenti in cui cognitivamente sembra perfetto, lucido, orientato, momenti in cui non ricorda assolutamente nulla, e viene fuori questo aspetto deficitario della memoria, soprattutto a breve termine. Poi scusi se la interrompo, proprio per questa demenza è conseguenziale a un problema vascolare. Dico conseguenziale perché la domanda che vorrei farla è: quando si parla di demenze per accidenti cerebrovascolari, è possibile che ci rientrino, perché magari un soggetto nel corso della vita può avere cosiddetti TIA, gli attacchi ischemici transitori per i picchi pressori? Decisamente sì, perché sono dei fattori considerati tra i fattori comunque predisponenti. Ecco. Allora, un soggetto che nell'arco della vita è andato incontro ad ictus, o a TIA, o comunque ad accidenti cerebrovascolari, è un soggetto che nella stragrande maggioranza dei casi sviluppa poi, andando avanti, la demenza. Diciamo che oggi è molto comune trovare soggetti che siano affetti da demenza vascolare. Poi abbiamo il grosso capitolo della malattia di Alzheimer, che diciamo che è caratterizzato proprio perché l'area cerebrale colpita è fondamentalmente la frontale. E un aspetto molto importante sono anche i disturbi comportamentali che si associano a questo tipo di malattia. Che colpisce soprattutto quale età? Allora, diciamo che sono soggetti ultra 65 anni nelle linee generali, però devo dire purtroppo che oggi vi è anche una casistica abbastanza elevata di vari quadri di demenza che interessano già soggetti che hanno anche 55, 59 anni, 57 anni, ma tutto questo perché spesso vengono sottovalutati i fattori predisponenti, e si ritorna un po' al discorso che si faceva poco fa di prevenzione, perché gli stili di vita, l'alimentazione, le abitudini, diciamo che sono tutti fattori predisponenti. Le patologie, per esempio un soggetto diabetico, un soggetto ipercolesterolemico, è un soggetto già che ha una predisposizione a sviluppare le demenze. Allora, spesso, poco fa il professore Sciumè faceva riferimento alle emorroidi e al cancro del colon retto, che spesso le emorroidi ingannano. Bene, cosa succede? Quando cominciano a comparire i primi segni, i primi sintomi,
Che succede? Viene detto no vabbè, è che sono particolarmente stanco, è che sono particolarmente stressato e quindi si sottovaluta tutto. Poi questa In realtà, parola stress ormai la usiamo sì, vabbè, tutti, fa ormai parte del nostro all'ordine linguaggio del comune. giorno, però in realtà poi è quello che ci fa nascondere quello che è l'effettivo problema, per cui quando si arriva alla diagnosi di demenza già è troppo tardi. Perché è troppo tardi? Perché nel caso delle demenze non è che noi abbiamo delle terapie che ci portano a guarigione, assolutamente no, perché per definizione la demenza è una patologia a carattere degenerativo, progressivo ma involutivo. Quindi le terapie specifiche mirano semplicemente al rallentamento dell'evoluzione della malattia, ma nella misura in cui la terapia viene, diciamo così, iniziata quando cominciano i primi segni, i primi sintomi, allora noi rallentiamo l'evoluzione della malattia e se poi a questo si associano le terapie non farmacologiche, quindi le terapie di stimolazione neurocognitiva per esempio, oppure oggi sono venute fuori tutta una serie di altri tipi di approccio non farmacologico, allora ecco, il paziente può sicuramente trarre beneficio perché si rallenta l'evoluzione della malattia, viene cognitivamente sempre stimolato e quindi la memoria è sempre tenuta attiva. Allora, se poi a questo si associa una dieta alimentare corretta, perché alla fine dico la dieta alimentare c'entra sempre, dovunque e comunque, ecco, sicuramente i risultati possono essere, non dico eccellenti, ma almeno discreti e quindi possono anche favorire un migliore stile di vita per il paziente, ma nello stesso tempo sono di grande aiuto e di grande conforto al caregiver o al familiare che si imbatte in questa realtà che non accetta, non accetterà mai, e io questo lo posso dire perché ogni giorno purtroppo mi imbatto continuamente in queste situazioni e mi confronto continuamente con questi familiari che sono praticamente disperati perché arrivano da me e mi dicono: ma dottoressa, mia madre fino a un mese fa era perfetta, adesso c'è una catastrofe. È molto difficile per un caregiver riuscire comunque a vedere trasformare il proprio familiare, perché di questo si tratta, soprattutto nelle fasi in cui cominciano a subentrare disturbi comportamentali. Che vuole dire con questa parola? Perché molti magari non lo capiscono. Bene, alcune tipologie di demenza si manifestano anche con situazioni in cui il paziente comincia a diventare aggressivo, a parte il fatto di non riconoscere i familiari, di non riconoscere l'ambiente in cui vive, che dico questi poi alla fine sono sintomi comuni a tutti i tipi di demenza. Il disturbo comportamentale si manifesta come? Si manifesta con situazioni... tu mi vuoi fare del male, mi vuoi rubare i soldi, decisamente. Mi vuoi ammazzare, hanno mania di persecuzione. Decisamente. E poi comunque anche col fatto di avere questo atteggiamento di diffidenza nei confronti degli altri che li porta poi ad essere aggressivi, ad essere anche maneschi a volte, cioè riuscire ad ottenere la fiducia da parte di questi pazienti è assolutamente difficile. Ma dottoressa, praticamente lei ha detto poco fa è una patologia degenerativa ed involutiva, che significa che colpendo i nostri neuroni, che sono le cellule nervose che nascono con noi e muoiono con noi, non si riproducono, cioè una volta che vengono distrutte aree neuronali e lì è la fine, non possiamo ritornare indietro. Quindi ecco, a quel punto questa prevenzione di cui parla lei, capire, percepire la sintomatologia, dico, arresterebbe comunque la progressione della patologia se questa dovesse essere già in atto? Credo di no. Cioè... No, ma rallenterebbe comunque l'evoluzione della malattia. Non si può arrestare proprio per la definizione stessa della patologia. Sì. Il problema è la diagnosi fatta in tempo utile
ti aiuta a rallentare la progressione di questa malattia, anche perché la malattia esordisce, raggiunge un picco massimo, dopodiché inizia la fase di discesa, che è quella che porta a morte il paziente, perché alla fine c'è una compromissione generalizzata di tutti gli organi e gli Certo, apparati. viene immobilizzato, l'allettamento, Decisamente, questa broncopolmoniti, insomma. questa tempistica purtroppo diciamo che varia da soggetto a soggetto, perché io ho visto comunque fasi di discesa in pazienti che sono durati settimane, in pazienti che sono durati mesi, ma tutto questo chiaramente non si può preventivamente stabilire, certo, non si può capire. perché poi comunque vi è anche una risposta soggettiva di ciascun paziente che alla fine porta verso la... Io ho capito, infatti lei parlava di prevenzione, anche aveva citato l'ipercolesterolemia, certo, perché l'ipercolesterolemia è una delle cause delle placche ateromatose, quindi le placche causano l'arresto del flusso, i TIA, gli attacchi ischemici transitori, insomma l'ictus eccetera, e quindi ecco da lì la possibilità della demenza. Devo dire anche che nelle donne la sintomatologia, quella un po' predittiva, è ancora più difficile quando entrano in menopausa, perché alcuni studiosi del Massachusetts hanno così divulgato che gli estrogeni intervengono oltre in tante altre parti del nostro corpo, che siano i vasi sanguigni, che siano le ossa, che siano nel controllo della produzione del colesterolo, anche nel controllo a livello centrale. Ecco perché una donna in menopausa spesso è disattenta e magari sembra che sia smarrita in certi momenti o che non ricordi le cose, e lì è difficile pensare che possa trattarsi dell'inizio di una demenza, perché a volte ci sono altre situazioni che possono, diciamo, confondere la sintomatologia. In realtà, come messaggio di prevenzione, cosa dovremmo fare tutti, visto che abbiamo bene o male questi momenti di assenza nella vita quotidiana, per la vita che facciamo? Intanto quello che dovremmo fare tutti a 360 gradi per tutti i tipi di patologia è avere un corretto stile di vita e un corretto stile alimentare. Poi comunque insomma, sottoporci anche periodicamente a degli esami ematochimici che ci che possano essere predisponenti ad una diagnosi di questo tipo, perché il problema della diagnosi spesso si fa un errore. Si pensa che diagnostico per una demenza possa essere soltanto la somministrazione del mini mental test, che va a valutare le funzioni cognitive espresse in trentesimi per tutti i soggetti, e quindi le abilità anche funzionali, insomma, con la valutazione delle IADL e ADL. Ma in realtà non è così, perché il mini mental test da solo non è diagnostico, sono tutti poi gli esami ematochimici e gli esami strumentali. Certamente non subito vai a fare un esame strumentale, quale può essere una TAC, una risonanza, perché comunque se realmente non c'è anche il persistere della sintomatologia, alla fine non pensi subito di andare a fare un esame di questo tipo. Però gli esami laboratoristici, gli esami ematochimici possono essere di fondamentale importanza. A volte un deficit di vitamina B12 o una omocisteina, benissimo, sono assolutamente importanti. Poi comunque c'è un'altra cosa da non sottovalutare, c'è una correlazione tra l'ipotiroidismo e la comparsa delle demenze, quindi è anche importante la valutazione degli ormoni tiroidei. Ci sono soggetti che non sanno di avere problemi di ipotiroidismo e che sviluppano le demenze. Ci sono tantissimi studi che sono casualità? No, sono studi scientifici? Sì, ci sono tantissimi studi che hanno Ma proprio... chi è che non ha l'ipotiroidismo? La tiroidite autoimmune di Hashimoto? Cioè, praticamente c'è da preoccuparsi davvero. Sì. Cosa dicono questi studi? Quindi che c'è una correlazione tra l'ipotiroidismo e la demenza, la comparsa di alcuni tipi di demenze. Queste sono cose che spesso non vengono valutate, o vengono date per scontato, e quindi a volte superficialmente si va così un
po' È vero, avanti. è vero, anche Per qui è un fortuna, momento di prevenzione importante. ecco, per fortuna però, dico, poi esistono le residenze sanitarie assistenziali che quando, perché spesso cosa succede? Poi la diagnosi della malattia viene fatta quando c'è il picco massimo, quando già si raggiunge il picco massimo, quindi quando poi il paziente comincia ad avere tutti i sintomi, non è praticamente il deterioramento cognitivo è assolutamente avanzato, c'è un deficit totale sia di memoria a breve termine che di memoria a lungo termine, quindi il paziente non è più in grado, ha perso totalmente la propria autonomia, non può essere più gestito, cominciano a subentrare le turbe del comportamento, dell'affettività, per cui non è più gestibile. E allora l'incubo, come fare? Ecco. Per fortuna ci sono le residenze sanitarie assistenziali dedicate a questo servizio che, diciamo, presso le quali i pazienti vengono ricoverati e vengono seguiti sia dal punto di vista comunque clinico, medico, generale, ma soprattutto sono i pazienti che vengono poi sottoposti a stimolazione neurocognitiva, sono i pazienti dove per esempio nella nostra RSA noi applichiamo anche la cosiddetta dolly therapy, la famosa terapia delle bambole, che può, ecco, la terapia delle bambole è una terapia che può sembrare una cosa stupida, ma che in realtà è altamente terapeutica, perché attraverso praticamente l'utilizzo delle bambole il paziente ritorna ad essere, o la paziente nella fattispecie ritorna ad essere mamma, ritorna ad allattare il bambino, ritorna ad alimentare il bambino attraverso la bambola, chiaramente tutto quello che serve, però intanto rivive, rinasce perché si sente al centro dell'attenzione, perché non dobbiamo dimenticare una cosa, c'è una fase in cui la malattia di Alzheimer esordisce intorno ai 60 anni, ma ci sono anche soggetti ultra 65 anni, quindi già sono relativamente giovani, e comunque sono quei soggetti che alla fine, l'anziano come volgarmente lo definiamo, poi è colui che vuole stare al centro dell'attenzione, quindi un paziente con malattia di Alzheimer o comunque con demenza che viene sottoposto alla dolly therapy è il paziente che si sente importante, perché si sente al centro dell'attenzione, perché ha qualcuno da accudire. E quindi viene stimolato, ecco, viene stimolato, per cui piano piano, ma sono chiaramente delle situazioni, delle terapie che impongono tempo. Poi c'è anche il cosiddetto treno della memoria, quindi loro ripercorrono questo viaggio, cioè loro fanno un viaggio come se su una cuccetta, comunque su un treno, e praticamente ripercorrono i viaggi fatti magari in età giovanile e rivivono un po' tutto, anche perché una cosa importante qual è in questa tipologia di malattie? È proprio quella che riemergono tutti gli aspetti, sia al positivo che al negativo, gli aspetti caratteriali, le abitudini. Se un paziente da giovane è stato un paziente abbastanza docile, un grande lavoratore, è quello che emergerà anche nella malattia, e noi spesso, non sapendo anche cosa questo paziente da giovane praticamente ha praticato come attività lavorativa, lo intuiamo subito, perché per esempio tu hai il paziente allettato che alla fine si mette lì a lavorare, a piegare, il lenzuolo, la camicia da notte, quindi sono poi questi dei segnali che ti comunque che ti stradano, che ti indirizzano il trascorso del paziente. Anche perché, però sono segnali uguali per tutti. Questa è la cosa anche perché incredibile. un'altra cosa che il paziente affetto da demenza non riesce a fare è quello di manifestare ciò che sente. È anche difficile lavorare col paziente affetto da demenza se tu non hai una certa esperienza, perché per esempio non ti saprà mai dire se ha un dolore, se sta male, se c'è un problema, cioè devi essere tu che ormai
dopo l'esperienza che hai, dopo aver lavorato per tanti anni con questi pazienti, riesci subito a capire o di individuare. Cioè possibilmente il paziente non ti riesce neanche a dire che ha bisogno di evacuare o che ha bisogno di urinare. Certo, allora, perché non hanno più il senso, c'è il messaggio. Ma lei però, pensi che nel nostro ospedale, per i pazienti che hanno le demenze, che hanno avuto gravi ictus invalidanti, in questo senso, c'è il dentista perché fa una attenzione particolare alla bocca di questi pazienti proprio perché non sanno dire ho male, mi fa male il dente, quindi c'è anche questo controllo proprio per evitare. E a questo proposito lei ha tirato fuori un'altra cosa, le dico che ci sono dei nuovi studi che asseriscono che molto probabilmente la malattia di Alzheimer è anche relata ad una cattiva igiene orale o a dei problemi proprio a livello del cavo orale. Quindi torniamo sempre al punto di partenza, alla prevenzione, cioè quello che noi, che spesso si sottovaluta, vabbè, oggi ho mal di denti, vabbè, domani ci penso, ho capogiri, vabbè, domani ci penso. Cioè, ho il sangue nelle feci, domani ci penso. Ecco, dico, sono tutte cose che alla fine poi col tempo svilupperanno delle problematiche che sono abbastanza importanti. E questo messaggio che lei ha dato oggi in trasmissione è altrettanto estremamente importante. Allora concludo così. Io sui social ultimamente ho avuto modo di leggere un link dove molta gente ha espresso disappunto nei confronti di questo link, invece io da temeraria ho scritto che era un bellissimo link ed era così. Allora c'è un edificio con un'insegna grande e c'è scritto Centro Alzheimer, non ti scordar di me. Allora molti lì hanno detto ferocemente come si sono permessi, invece no. Io vedo lì un messaggio bellissimo che dice così, secondo il mio punto di vista: se io a causa della malattia dovessi scordarmi di te, tu non ti scordare di me. O sbaglio? No, non sbaglia affatto, e le dico un'altra cosa. Noi il prossimo 8 e 9 novembre avremo presso la nostra RSA il convegno annuale che facciamo dedicato ai nostri pazienti. E il sottotitolo del nostro convegno è proprio non ti scordar di me. Ecco. E non a caso è stato scelto proprio perché... Io non lo sapevo, glielo sto dicendo io perché certo, me l'ha proprio un po' ricordato. Perché tra l'altro, dico, sono pazienti di cui non ci si può scordare, anche perché la sensibilità che sviluppano questi pazienti è nettamente superiore a tutti gli altri. E poi una cosa molto importante è anche la forte empatia che si riesce a creare tra noi operatori, tra me medico e tutta l'equipe e il paziente stesso, che poi è quello che ci consente anche di poterli aiutare a 360 gradi. E di poter aiutare anche i familiari, che sono una parte importantissima in tutta questa brutta malattia che veramente ruba tanto della dignità dell'essere umano. E io dico sempre una cosa, le demenze fanno due malati, uno è il paziente, l'altro è chi lo assiste 24 ore su 24. È vero, grazie dottoressa Contrino, Grazie per cui a chi ci ascolta il messaggio a questo punto dovrebbe essere soprattutto rivolto ai familiari: affidatevi alle strutture sanitarie e soprattutto fate in modo che possano aiutare, perché noi da soli non ce la facciamo, bisogna essere anche tecnici nel mestiere, dei professionisti dedicati a quel mestiere, perché il paziente con l'Alzheimer o anche con una demenza senile che non sia necessariamente l'Alzheimer è un paziente davvero critico da curare e da mantenere. Grazie dottoressa Contrino. Grazie a lei. Allora professore Sciumè, velocissimamente perché abbiamo sforato con l'endoscopio questo non ce l'auguriamo mai, questa è stata una battutaccia, pericolosissimo. Mi ricordo che io agli esami di ginecologia il professore mi disse un argomento a piacere alla fine, io dissi rottura di utero e lui mi guardò malissimo, mi disse è l'ultima cosa che un ginecologo vuole sentire, e con lei ho fatto la stessa gaffe praticamente con l'endoscopio. Allora, un messaggio a chi ci ascolta nei confronti della prevenzione del colon retto velocissimamente. Nella nostra provincia, nella nostra ASP,
non c'è bisogno che si fanno più i viaggi della speranza. Qua abbiamo tutto, abbiamo la professionalità, l'amore per i pazienti, abbiamo le strutture, abbiamo i professionisti. Non c'è bisogno di andare da nessun'altra parte, bisogna semplicemente fidarsi degli operatori perché abbiamo ottimi dirigenti a livello amministrativi, ottimi dirigenti medici che sono professionalmente molto all'avanguardia. Facciamo tutti i tipi di terapia dall'inizio alla fine e poi il follow up. Quindi abbiamo chiuso un cerchio, primo livello, secondo livello, terzo livello e il follow up. Cioè non ci Quindi abbandonate. un paziente che viene da noi è coccolato dall'inizio fino a quando poi guarisce e viene controllato nel tempo. Questo è fondamentale. E dopo la coloscopia abbiamo pure la stanzetta con la filodiffusione. Questo lo dobbiamo dire, perché è Ancora importante. La filodiffusione non c'è, ma c'è semplicemente un apparecchio radio che mettendo dei dischi si sente la musica perfettamente. È la stessa cosa, professore Sciuma, è l'intento quello che risultato non conta, è cambia. il sentimento che ci sta dietro a questa cosa. Grazie per essere stati con me in trasmissione, noi ci vediamo la prossima volta con altri argomenti che riguardano soprattutto la prevenzione e io vi lascio con il nostro video mascotte, posso chiamarlo così? Sì, ormai fa parte dello speciale medicina, ma quanto è carino, guardatelo con attenzione, vi insegna altrettante cose importanti. Alla prossima puntata, ciao ciao! Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your